Buon pomeriggio, Tata Lucia. Ehi, è inquadrata. Tata Lucia cosa ci fa vedere? Mamma mia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusate, stavo mettendo a posto la ciambella. Come sta? Tutto bene? È iniziato bene quest'anno? Sì, ma ho mangiato tanti dolci, per quello c'ho la ciambella. Hai capito? C'ho la preparazione H. Ciao Romano! Ciao, sei stato Tata. splendido l'altra sera. Certamente. E poi lui è preparato, Romano è davvero molto preparato. Certamente. Nostra Signora dalle buone maniere, la nostra Tata Lucia, che tipo di colore? Grigio topo. Certamente. Scusa, volevo chiedere alla Lina se ti ricordi di darmi quel numero della signora che mette a posto le unghie dei piedi, per favore? Sì, va bene. Grazie. E senti, sai se per caso con la limetta ti cosa il calcagno? Perché c'ho tutto il calcagno che è una roba. Guarda, ho una... È utile quando becchi le punture di zanzare perché le gratti col calcagno, però se no mi dà un fastidio. Va bene, ti do il numero giusto. Grazie. Io non so te, ma io trovo Tata Lucia informissima, molto... Non noti che, insomma... Puoi dirlo, cosa noti di particolare? Che abbia preso... È prosperosa, sì, è giunonica, sì. giunonica. Certamente. Giunonica. Senti che Non termino sai oggi. che problemi mi danno, Gigi? Mi hanno dato la multa per le quote latte. Massimo, torniamo sulla partita, siamo al quarto d'ora. Pensavo che gli chiedessi del mio seno al Massimo. Massimo, è un bel uomo Massimo, vero? Sai chi mi ricorda? Sì. Lo Hobbit. Certamente. Eccolo qua, guardalo. Ma Massimo è un po' fuori target per lei. Lei è una signora di una certa età, Massimo è ancora un giovinotto. Certamente. Quanti anni è che c'hai te, Gigi? Lascia sta. Lo vedi ancora il Garibaldi? Certamente. Massimo voleva fare un complimento a Tata Lucia. È una grande. Allora, Non suona più la chitarra. Di Santana. No, sì. è un altro Santana, un Tata altro. Lucia. Ah, ho capito. Pensavo fosse lui. È vero che ha preparato qualche domandina per i bambini ospiti in studio oggi? Certamente. Tata Lucia, Pippo Rando è davvero molto bravo, Molto vero? bravo il Pippo, ne? Anche un bel uomo. L'hai educato tu, l'hai tirato su tu. Certamente. Mi ha levato lei, mi ha levato. Sì, quando era all'asilo, mi ricordo quando era all'asilo, però la sua mamma veniva da me a lamentarsi perché tornava sempre con le braghette piene. Certamente. Perché Aveva una Sì, domanda. niente, volevo chiedere, aspetta che mi metto l'occhiale, volevo chiedere alla Franca se avete anche il Novella 2000 lì in salone. Perché Sì, non posso fare pubblicità ai giornali, ma tutti i pedicolizi il che Grand vuoi ci Hotel, sono ce l'hai tutti. il Grand Hotel? Certamente. No. Certamente. No. Va bene, lo Lo porto. procuriamo per Tata procuro. Lucia. Me lo porto. Ma vai. guardi Tata Lucia che Il grande Postal hotel. Market Era una rivista degli anni '80, lei è rimasta un po'... Il Postal Market, ce l'hai il Postal Market? No. Certamente. No.